Ronchi. RPL nuovamente in diretta 02 66 20 35 29 per intervenire con Francesco Nosari e Tina Ghilardi. Questo è l'appuntamento con il Centro Culturale Roberto Ronchi. Faccio la stessa ammonizione, precisazione che ho fatto anche nelle scorse trasmissioni e anche poi con Alarico Zeni, Claudio Lipodi, Luigi Sinatora e le donne più. Venerdì è scattato alla mezzanotte il silenzio elettorale, quindi gli ascoltatori che intervenissero sui temi delle trasmissioni non possono dare orientamento di voto né per il referendum né per le coalizioni che si presentano a questa tornata amministrativa. Detto ciò, subito la linea a Francesco e a Tina. Grazie, un buongiorno a tutti i radioascoltatori e un buongiorno anche a te, Francesco. Grazie, buona domenica elettorale, quindi con tutte quelle restrizioni, mi raccomando agli ascoltatori, quelle restrizioni che ha esattamente riportato Giulio Cesare e Carnelli, il nostro grande regista, e noi andiamo avanti a raccontare sulla base di quello che abbiamo detto domenica scorsa, dove è stata sottolineata la mancanza, la carenza ormai di principi, valori e senso che sono alla base di una società coesa, di una società stabile, di una società che può pensare di andare avanti, in particolare in relazione a quello che era l'elemento di equilibrio, l'elemento di convinzione generale che sono i principi, i valori, il senso del cristianesimo che dal punto di vista strutturale è retto dalla almeno in Italia, dalla Chiesa cattolica italiana, quindi ha dei suoi organismi, delle sue strutture. La CEI. Tina aveva sottolineato, secondo me molto efficacemente, la mancanza di, prima di tutto direi, di educazione, quindi anche sotto il profilo di educazione, da un lato della educazione familiare, dall'altro dell'istruzione scolastica, e dove tutto è lasciato a meccanismi che di per sé, se non c'è uno spirito dietro, non producono nulla. Sbaglio o è così? Sì. Quello che ecco. Sì. La scuola è una cosa seria, non si può assolutamente scherzare, anche magari con video un po' particolari di banchi che si sposta o meno. Il problema è che comunque alla scuola deve essere dato, alla cultura devono essere dati gli strumenti necessari per quello che serve per il futuro. Libri di testo, d'accordo, anche computer, quello che segue verso questa nuova educazione di elite che un domani dovrà affrontare il lavoro, ma la scuola e l'educazione è una cosa seria, quindi si dovrebbe lavorare sui programmi necessari a loro. E questo sì, è l'unica cosa che mi sento di dire.
si è giocato troppo non sono i banchi, sono gli insegnanti e sono quelli che i ragazzi riescono a trovare dentro, quello che loro si sentono di fare un domani, cosa che manca molto, a mio avviso. Tu cosa ne pensi? Faccio appello alla tua esperienza di assessore della Municipalità 7 di Milano, proprio anche alla scuola. Cioè, a te, gli strumenti attuali, secondo te, gli strumenti attuali, i libri che vengono utilizzati e quindi anche le tecnologie nuove, perché non è che ci si fermi, è chiaro, un tempo si facevano le aste, oggi non è più così, ci sono anche metodologie molto diverse e probabilmente più avanzate, anzi sicuramente più avanzate. Ora, la domanda è, da un lato c'è effettiva, questi testi, questi nuovi strumenti hanno le potenzialità per formare, per istruire adeguatamente per le esigenze di una società complessa come quella attuale, tra l'altro in povertà, si sta impoverendo, per istruire questi ragazzi e dar loro la capacità di maturare pensieri propri, capacità proprie, oppure questi strumenti tendono a ridurre la fantasia, la capacità, la voglia di intraprendere da parte di questi ragazzi, un lato. Secondo lato, gli insegnanti sono adeguati a questo, sono preparati a questo, oppure anche sotto il profilo culturale sono anch'essi figli di una cultura che è venuta degradando? E terzo elemento, le famiglie sono in grado di interagire con questi strumenti e anche con le esigenze magari anche nuove, sconosciute, di un insegnamento adeguato? Punto di domanda. Risponde l'assessore Ernestina Ghilardi. Allora Francesco, è difficile questo, ma è di questo che si dovrebbero occupare, cioè principalmente proprio del futuro. Sta un fatto però, che la maggior parte dei ragazzi che hanno voglia di fare vanno all'estero, per esempio la ricerca non è tutelata e determinate cose. Rimangono quali? I ragazzi che non hanno la fantasia e non hanno dentro di loro quasi niente, perché vogliono comunque il lavoro fisso, non si adattano a... Noi una volta i ragazzi uscivano e avevano un pensiero, un amore, gente che da niente magari ha costruito perché comunque aveva qualcosa dentro. È cambiato il mondo, chiaramente. La scuola deve anche lei pensare a questo e non pensare, cioè voglio dire che quello che manca attualmente è proprio questo che manca, che non ha saputo dare, che non sa dare assolutamente questo ministro che c'è attualmente. È il peggiore di tutti. Io non ti so dire adesso se gli insegnanti sono adeguati, però posso dire che durante il lockdown, soprattutto gli insegnanti delle prime classi elementari, alcune non erano in grado di fare lezioni e inviavano i compiti a casa chiedendo ai genitori di fare la spiegazione, e questo è assurdo. Certo. Tieni conto che c'è, a mio avviso, per quello io la scuola elementare e media non la conosco, è un ambito dove con cui non ho mai avuto a che fare, se non quando avevo i bambini piccoli, quindi si parla di 30 anni fa. Ora, la domanda, quello che mi sembra è che anche nella scuola e soprattutto nella scuola sia intervenuta quella modularizzazione, nel senso che l'utilizzo di moduli fissi, di schemi fissi, secondo i quali uno deve, secondo i quali e mediante i quali uno dovrebbe diventare capace di affrontare la vita, ma manco per il cavolo. Se c'è qualcosa che azzera, che istupidisce, che schiavizza,
come mentalità è il modulo. Se c'è qualcosa da combattere e da valutare per quello che è, anche sotto un profilo effettuale, è il modulo. Ora, mi pare che anche la scuola e gli insegnanti abbiano più attenzione per procedure di fatto burocratiche, e laddove non hanno conoscenza dello strumento, cioè che in questo caso può essere il computer, ma che alla fin fine è riconducibile idealmente al concetto di modulo, e a questo punto non funziona più neanche quello. Ecco, mi sembra che questa rischi anche di non essere più scuola, cioè di fatto, da quello che vedo, sempre più quello che tu dici, i ragazzi, i giovani laureati che vanno all'estero. Nelle università straniere il contatto col docente, il ragionamento col docente, l'attività di ricerca individuale e rapportata, poi confrontata col docente o con gruppi di studio, là è costante. Qui da noi vedo anche nelle università, tu impari a memoria tendenzialmente, a parte lo scadimento degli studi e degli stessi testi, però tu impari a memoria il testo sul quale prepari, mediante il quale prepari l'esame, dopodiché vai e glielo ripeti a memoria, prendi 30. Questo è un meccanismo che secondo me è svilente, cioè le capacità, l'intelligenza della persona non vengono meno. Io ho visto recentemente dei ragazzi, li ho visti nel senso che sono figli di conoscenti amici, e parlavo con loro quindi con ragionamenti tipo salotto, però quello che ho notato è che nonostante appartengano a famiglie acculturate, la capacità di analisi, la capacità di ragionamento, la capacità di porsi dubbi e di porsi problemi è sostanzialmente molto diminuita. Cioè questi qui ti sanno ripetere un po' a pappagallo quello che hanno studiato con impegno, dopodiché se tu gli fai una domanda che appena va fuori da quell'ambito che hanno direttamente studiato, ho avuto l'impressione che abbiano notevoli difficoltà a relazionare materie o campi diversi o prospettive diverse che vengono loro proposte, e questo avviene anche con gli insegnanti, perché ragionando alcuni di conoscenti sono ovviamente, specialmente mogli, insegnanti, il campo è quello, rigidamente quello, se cerchi di farli ragionare appena al di fuori del loro campo, zero, comunque difficoltà estrema. Questa è un po' però l'impressione che ho io. Il ragazzo viene trascinato dall'insegnante. Un insegnante buono, capace, riesce a trascinare i ragazzi e farne una buona classe, e questo parliamo dal punto di vista. Quello che ai ragazzi serve, ma questo a tutti, è un'istruzione. L'istruzione per poter poi affrontare quello che è la vita, ma devono riuscire a dare dentro di loro talmente una cosa critica che non è detto che perché uno arriva ad essere un dottore, un medico meno, poi la sua vocazione sia effettivamente quello, perché lo studio deve essere l'arricchimento di se stessi, per avere poi la capacità di capire quello che vogliono fare, chi sono, e quindi inventare anche la società. Dalla scuola deve partire questo, e lo Stato, secondo me, deve valorizzare questo e cercare anche di fare in modo che i ragazzi rimangano per quello che è la ricerca e i grandi valori che loro possono dare, da qualsiasi parte, sia che vogliono fare gli artigiani, sia che vogliono fare i ricercatori, sia che vogliono fare questo, ma tutto parte dalla scuola. L'istruzione serve a se stessi per avere questa capacità critica e capire cosa loro potenzialmente vorrebbero fare.
Cioè, non so se riesco a spiegarmi. No, è chiarissimo, cioè la scuola dovrebbe, e qui il condizionale è proprio d'obbligo, dovrebbe aiutarli a valorizzare, a capire meglio e quindi valorizzare le proprie potenzialità. Questo dovrebbe essere il primo scopo della scuola, attraverso un'istruzione delle conoscenze che sono gli strumenti indispensabili per capire. Questo dovrebbe essere. E per affrontare anche la vita, il mondo, diciamo, certo. Conoscere è una cosa che serve. Però se vogliamo vedere anche nel passato gente che ha cominciato da nulla, gente che magari piaceva solo l'arte, una cosa e l'altra, e poi si è ritrovato magari ditte di lampadari piuttosto che di moda, cioè serve l'istruzione per questo, dopodiché la loro fantasia li conduce verso ciò che loro piace, perché se riescono a fare anche un lavoro che piace e hanno un'istruzione base più alta è meglio è, questo è di questo dovrebbero preoccuparsi. Tina, Francesco, abbiamo una chiamata per voi dal Veneto, la passiamo e la sentiamo. Prego signora. Pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno, sono Bruna, chiamo dalla provincia di Treviso. Buongiorno Bruna. Ecco, allora io ieri ho telefonato a mia nipote che fa la prima superiore. Sì? E ho chiesto come va, mi ha detto bene. Solo che giovedì e venerdì fanno sciopero. Ho detto da parte dei genitori o dei professori? No, dei professori. Mi sai dire il perché? No, non te lo so dire. Però hanno programmato questi 2 giorni di sciopero. Incominciamo bene, vero? Sì, senz'altro sarà per... Grazie, buongiorno. Grazie, buongiorno. Sì, senz'altro sarà per la questione della graduatorie e per il fatto che mancano questi insegnanti. Appunto, perché per le altre cose mancano, per certi aspetti... Secondo le fonti che prendiamo così da giornali, sembra che mancano 5 professori, cioè un professore e 5 mancanti, quindi un rapporto così. Ecco, se fosse già... La cosa che però tu sottolineavi prima, e secondo me è molto importante, è che la consapevolezza, non so fino a che punto sia maggiore la preoccupazione degli insegnanti nel seguire i moduli, i programmi, poter dare resoconto di quello che almeno formalmente si è fatto, piuttosto che la ricerca della valorizzazione dei loro studenti. E soprattutto mi chiedo, rispetto a questa modulistica, scuola fatta a moduli, da riempire e crocette da inserire, fino a che punto, e poi strumenti da usare nuovi, fino a che punto le famiglie siano all'altezza di supportare, di capire ed eventualmente correggere e anche intervenire per dire no, così a me non sta bene, così le cose non vanno bene. Cioè, perché io quello che ho notato è che la grande attenzione... Allora, le famiglie vanno sicuramente aiutate molte, perché non tutti sono magari in grado di aiutare o meno. Ci sono anche delle zone che sono zone anche di Milano, io parlo di Milano, ma senz'altro sarà così anche nelle altre città. Ci sono delle zone talmente povere oppure con una grossa immigrazione per cui esatto, c'è una difficoltà estrema, tant'è vero che alcune scuole hanno anche all'interno degli interpreti per poter diciamo far capire quantomeno la scuola con queste famiglie. E qui già quindi parliamo, cioè qui se parliamo di una famiglia media italiana, sì, senz'altro, o anche straniera, ma di buona diciamo
cultura di buona famiglia o che sono qui da parecchio tempo. Ci sono però alcune zone che sono effettivamente zone da, anche perché comunque i bambini, cioè sono bambini e l'istruzione va data uguale, si dovrebbe riuscire a darla uguale a tutti e dare a tutti le stesse potenzialità. Questo va un attimino, diciamo, se si parla in generale si può dire così, poi però ci sono anche alcune cose che sono a mio avviso da seguire molto attentamente. Molto attentamente, ma al di là di questo è proprio per questo che prima di soffermarsi a cose banali come possono essere anche, bisogna proprio pensare a come permettere a tutti di arrivare al massimo delle loro potenzialità come istruzione, ma però cercare a tutti di entrare in collegamento e far capire loro che nella vita possono scegliere. Ecco, io ti dirò che a riguardo, ti dirò che una degli indici del non funzionamento, dal mio punto di vista, poi chiedo il tuo parere, è l'interesse che hanno le famiglie sostanzialmente al voto. Cioè, loro guardano i voti che vengono attribuiti oppure le valutazioni che vengono attribuite e sostanzialmente combattono su quello, cioè l'importante è avere una determinata valutazione, un determinato voto, perché quello serve burocraticamente a un passaggio, a una condizione di prassi nell'ambito di un percorso che viene predeterminato. Cioè, questo mi dice che le famiglie o non sono in grado o hanno, vista l'impostazione, scarso interesse a quelli che sono gli effettivi contenuti di questa fornitura, fra virgolette, culturale. Cioè, tutto sommato, ho anche l'impressione che nelle famiglie non sappiano neanche bene che cosa hanno imparato dal punto di vista proprio dell'istruzione i loro figli, anche perché forse per tanti aspetti non sono neanche in grado di interrogarli, di valutare, perché ho notato una notevole carenza nei genitori di conoscenze matematiche, storiche, geografiche non parliamone, ma anche matematiche semplici. Allora, questo è sì, relativamente, perché ti faccio l'esempio, è roba di tanti anni fa, visto la mia età, però quando mamma ci interrogava e voleva essere sicura che noi non la prendevamo in giro, perché ovviamente così, per esempio, se noi dicevamo non so, poisson per dire in francese, e quindi lei leggeva un'altra cosa, non conoscendo la lingua, ci diceva non la sai, non è giusto, dimmi com'è scritta, che così era sicura che noi lo sapevamo. Allora ci sono 100.000 metodi e se i genitori vogliono seguire i figli un pochino ci riescono. Questa è proprio magari non il lasciare ad altri. Quello che faceva ritornando un attimo, questo ho fatto un esempio banale, però ritornando un attimo alla questione dei voti. I voti non sono per la famiglia. Io sono un po' con l'antica. Io credo che se il ragazzo deve essere spronato, deve capire quanto va il ragazzo e non può essere un giudizio, un numero dà veramente la sensazione. Dopodiché sta proprio al professore o l'insegnante capire come meglio spronare il ragazzo. Se è molto intelligente, fargli vedere il 4 e se e se si vergogna un po', quello si rimette a studiare. Se il ragazzo invece sta dando il suo massimo delle possibilità e l'insegnante questo lo capisce, può su un compito anche meno mettere il 6, che può essere un incoraggiamento.
Qui servono anche un po' di psicologia, ma far capire al ragazzo quanto è il suo valore, non con giudizi che dicono sì, va bene, è così, ma però che poi nessuno riesce a capire perché si possono dare 100.000 interpretazioni. Ma proprio una cosa che il ragazzo capisce, ma non per la famiglia, per il ragazzo stesso, perché se è orgoglioso vuole arrivare. Ecco, però ripeto, il problema delle famiglie che si interessano sul grado culturale, secondo me, e per il tempo a disposizione, per il poco tempo, eccetera, va diminuendo e diminuisce. In questa giornata elettorale Tina mi dice Giulio Cesare, il nostro grande Giulio Cesare, Esatto. Quindi dobbiamo salutare. Allora, ecco, noi ringraziamo tutti, adesso vado anch'io e comunque va bene. Ok. Va bene. D'accordo. Alla domenica prossima. A domenica prossima, un abbraccio a tutti, un abbraccio soprattutto a Matteo e al suo grande lavoro.